Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali Ermandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Oggi parliamo di Merlot. Benvenuti alla Tasting Academy di la Consorzio di Colli Orientali Ermandolo con Matteo Bellotto e Francesco Scalitari. Sempre un piacere essere qui con voi. Cosa possiamo dire di Merlot o Merlot? Hai detto bene, Wayne, perché il Merlot, pronunciato così un po' alla friulana, effettivamente è un vino che è vero che ha la sua origine internazionale, ma che chiaramente nel cuore dei friulani ha uno spazio molto più grande, quasi come fosse un autoctono. Tant'è vero che è difficile per noi parlare di autoctoni internazionali, quando invece il termine forse più corretto per i vini dovrebbe essere il termine tipico. E forse Merlot riesce a identificare la tipicità di un territorio come il Friuli. Lo ricordiamo perché è anche un vitigno estremamente piantato in questa regione, perché ricordiamo dopo gli ettari che abbiamo di Pinot Grigio sono 7.899, dopo abbiamo i 6.716 di Glera, poi arriva il Merlot ovviamente con i suoi 2.130,75 ettari, per cui è una varietà molto piantata. Addirittura c'è un aneddoto interessante, perché questo l'ho letto su uno dei libri di Enos Costantini, ripreso poi anche dal professor Zironi. Il termine Merlot, scritto come lo troviamo oggi nella bottiglia, si sviluppa prima in questa regione tra il 1824 e il 1846, quando in Francia ancora nelle bottiglie era scritto Merlaut e non Merlot come oggi. Per cui addirittura la caratteristica tipica della scritta parte prima dal Friuli che dal resto. Poi noi sappiamo, è una varietà che si trova in tutto il mondo, lo sappiamo benissimo, e ha delle caratteristiche molto particolari. Santo Merlot lo chiamano i contadini, no? Perché ogni anno riesce a esprimersi bene, riesce a avere magari meno problemi di altre varietà, e sicuramente è un vino che non riesce ad avere i problemi degli altri vini quando te lo ritrovi davanti, perché per quanto ovviamente dobbiamo distaccarci in questo caso dalle espressioni che arrivano da tutto il mondo, no? Perché quando parliamo di Merlot, così come questo vale anche per il Pinot Grigio e il Sauvignon, mi vengono in mente, o i Cabernet, non dobbiamo pensare a quelle espressioni che possono essere legate molto a Bordeaux, no? In questo caso, con quel tipo di densità, ma qui hanno quell'agilità e quella capacità di beva che molto spesso riescono ad essere anche più bevibili rispetto ad alcuni vini bianchi. Il Merlot, se tu lo chiedi nei bar e nelle osterie qui in Friuli, è antonomasia, no? Di vino rosso, in questo caso, ed è un po' il locus amenus, oppure è quella zona di comfort, ok, che quando qualcuno chiede un vino rosso sa di poter ottenere in questo caso. Per cui ha talmente tante cose che possono aiutare la grettezza a volte di certi comportamenti, che lo rende un vino che è capace di assistere a più momenti, sia del pasto che della cena che dell'aperitivo, e che accompagna i momenti del ricordo. Quindi per me è un vino un po' commovente in questo caso. È veramente, veramente commovente. Lo sentiamo di più avanti con Paolo Rodaro. Però la mia impressione di Merlot è sempre questo vino che si può bere a qualsiasi momento, no? Come hai detto tu, all'inizio, alla fine, potrebbe essere con carne, potrebbe essere anche senza cibo. È un vino setoso, rotondo, per non usare una parola brutta, facile, però facile nel buon senso, che non devi pensare tantissimo di Merlot. Si bere, si gode, si fa questo assaggio di vino rosso che ha una certa densità e una certa piacevolezza.
Ma sì, assolutamente. È un vino che ti permette di non essere giudicato, no? La grandezza dei grandi vini è che riescono a dare a chi li beve l'impressione di non essere giudicati mentre li bevi, no? È un vino che puoi semplicemente goderti senza doverci capire più di tanto. Allora il Merlot ti accompagna, ti accarezza e ti permette di essere accanto a lui, ma senza che tu debba dire qualcosa di lui. Poi vediamo cosa ha da dire Francesco anche su questo. Sì, a me affascina tantissimo il Merlot, soprattutto a me piace tanto fare questo parallelismo continuo un po' fra le mie origini francesi e il mondo friulano, no? Abbiamo detto prima con Matteo che effettivamente c'è un po' di una diatriba, quantomeno diciamo lessicale, o di origine, di radice, da dove deriva la parola Merlot. Beh, la parola Merlot in realtà viene dal fatto che è un'uva praticamente apprezzata dai merli, che quindi si prediligono fra altre varietà appunto proprio questa, e pare che il nome derivi da qui. Interessante è vedere che come nel mondo le più grandi espressioni di Merlot spesso vanno a braccetto con un'altra varietà, che ovviamente è il Cabernet Sauvignon, che dà quell'austerità e longevità che invece il Merlot spesso compensa invece con frutta, con rotondità, con un po' più di morbidezza. Ecco che, senza andare così a scomodare i grandi Chateau Margaux, Chateau Lafite Rothschild, eccetera, troviamo invece da noi in Friuli raramente questo blend, questo classico taglio bordolese, e troviamo molto più spesso il monovarietale, no? Il 100% Merlot o Merlot, ovviamente, come dipende che strada vogliamo prendere. E questa è una cosa che mi affascina, perché se da un lato il Merlot da solo anche è in grado di raggiungere risultati stratosferici, tanto per citare un grandissimo nome commerciale, il Massetto, che è un vino ovviamente di 100% Merlot, anche secondo me anche in Friuli, forse non riuscendo a raggiungere quella potenza e anche quella longevità tipica appunto di certi vini della zona del Bolgherese, insomma, o comunque di altre regioni un pochino più calde. Comunque il fatto che appunto venga raramente tagliato dimostra che secondo me che il potenziale del Merlot in Friuli è altissimo, ma da solo, senza bisogno di andare a cercare qualcun altro vitigno che gli dia una mano in più sotto alcuni aspetti. E quindi se storicamente il Merlot insomma non è un'uva che ovviamente troviamo anche nel classico blend in diverse aziende, però è un'uva che invece storicamente sta in piedi anche da sola qua in Friuli da noi, e questa è una cosa che a me affascina tantissimo. Una delle cose che io ho sempre sentito quando ho cominciato a studiare vino tanti secoli fa, e si parlava del Bordeaux, ovviamente si parla di Merlot, e ho sempre detto che il Merlot piace tantissimo il suolo argiloso, e l'abbiamo quel tipo di suolo a tanti, soprattutto in quelli orientali. Sulla Ponca ci sono delle Ponca con più scheletro, c'è la Ponca con più argilla. Questo per voi puoi confermare questa teoria, o sono completamente sbagliato? Ma no, è vero, anche perché le differenziazioni dei suoli sono tante. Alla fine noi parliamo spesso della terra e ne sappiamo molto poco. La Ponca diventa argilla poi degradandosi in qualche modo, e anche nelle parti più basse delle colline dove sono suoli di deriva, no? Per cui arrivano a diventare argilla, sono o di deriva da fiumi, dove lì troviamo scheletro, ma il resto è argilla, permettono di dare quel carattere proprio tipico che ringrazia poi nella maturità dell'uva in questo senso. Al di là di tutto, poi perché veramente siamo molto figli della terra in questo senso, così come lo è il Merlot, io ricordo un aneddoto molto carino che mi è accaduto non tanti anni fa, per cui è stato abbastanza simpatico, che è stata la prima volta che ho detto a mio padre non è anziano, ha 65 anni, per cui insomma non è assolutamente vecchio, e che gli ho detto che il Merlot è un vino francese, e lui è caduto dalle nuvole proprio, perché era assolutamente convinto, avendolo bevuto sempre, preferendolo tantissimo, e me l'ha chiesto 2 volte: ma sei sicuro di quello che dice, eccetera, che fosse un vitigno friulano. E allora secondo me dovremmo imparare qualcosa dal Merlot, così come stiamo imparando da tanto dalle uve. Noi ci incamponiamo molto spesso
su quello che riguarda l'identità, che sia nostra o di qualcun altro, sul fatto di essere di un luogo o di un altro, quando in realtà uve come queste, che imparano a stare in un luogo e a imparare un po' l'anima di quella terra e di quel luogo, portano dentro quello che è il loro carattere, diciamo, originario e riescono a far emergere il carattere locale. Forse, proprio perché noi viviamo e siamo cresciuti in una terra di confine come questa, dobbiamo imparare dal Merlot ad essere quell'insieme di miscugli, di identità, di razze, di cose che la storia ci ha concesso di essere. Per cui dovremmo ricordare dall'uva la grande ricchezza che ci portiamo dentro, soprattutto quando si va a fare discorsi identitari che non hanno nulla a che fare poi con quella che è l'umanità. È una bella riflessione delle gente della zona, Mm-hmm. carattericamente, diciamo così, no? Questo mescuglio. Infatti poi si capisce anche come i produttori con il Merlot riescano a tirare fuori il proprio carattere e come il Merlot sia capace proprio di permettere al produttore di far emergere quel carattere specifico, e sono sicuro che lo vedremo con l'ospite che stai per invitare. Assolutamente, è stato un grandissimo piacere fare questa conversazione con Paolo Rodaro, che ha tanti anni di esperienza con Merlot. State lì per le fine di questa conversazione perché hai detto la parola magica commovente, e se arrivi alla fine di questa bella conversazione con Paolo si vede quanto può essere commovente il Merlot. Fantastico. Merlot, un grandissimo vitigno internazionale, forse non un autoctono, però parliamo di questo. E sono qui con Paolo Rodaro, grandissimo amico, grandissimo produttore di vino. Grazie Paolo per essere qui oggi. Grazie a te, Wayne, grazie a te. Grazie. Volevo parlare oggi con te di Merlot. Ovviamente tu hai una certa esperienza con queste varietà. Puoi descrivere un po' il tuo rapporto personale con questo vitigno? Certo, intanto l'hai detto tu, è un vitigno che si adatta a tutte le latitudini. Con il Merlot puoi produrre 1 chilo di uva per vite in collina, o puoi produrre 15 kg di uva per vite in pianura, dipende da quello che tu vuoi fare. Non è detto che la troppo bassa produzione sia il massimo della ricerca della qualità. Io in modo particolare sono un autodidatta. Quello che ho imparato l'ho imparato confrontandomi con gli altri, andando in giro un po' per il mondo, ma sul Merlot ho fatto un mio percorso. In modo particolare vorrei parlare della ricerca che ho fatto sul Merlot in collina nel fare il Merlot Romain. Quindi provare a vedere che cosa succede se io prendo le uve e lo metto nelle cassettine nelle annate in cui è consentito, perché se non è l'uva perfettamente sana questo non lo puoi fare, e quindi provare a vedere che cosa succede se raccolgo l'uva e la lascio nel granaio, nelle cassettine, in un ambiente areato naturale per 3 giorni. E per 7? E per 10? E per 15? Ma la cosa che mi sono meravigliato è che appena raccolto l'uva, parlo del Merlot ma potrei parlare anche delle altre, ma oggi siamo concentrati sul Merlot, raccogli l'uva di Merlot sana, di collina, 1,5 kg di uva per vite, non di più, e apri il chicco e trovi questi semi che sono marrone con un filetto verde. Metti 4-5 semi in bocca, li mastichi e ti allappa la bocca, te la restringe, un tannino amaro. Non lo so cosa succede, ma se lo lascio lì, la vita non continua. Certo che continua. Ho ripetuto la stessa cosa, aprendo il chicco dopo 3 settimane, e i semini che c'erano dentro, 3-4, ho preso diversi chicchi aperti, li ho messi in bocca,
ed erano completamente marroni alla vista e in bocca non allappavano più. Non era più un tannino amaro. Ok. Allora ho detto, vedi cosa serve la surmaturazione? Non serve a fare un vino più corposo. Inevitabilmente il tempo e l'aria ha asciugato un po' di acqua e quindi più zucchero, più alcol. Certo. Ma non è questo, ha maturato il tannino. E il dire queste cose qua, io che ho 65 anni, questo e poi verificare dopo un mese che era lì, questo un mese, 40 giorni, perché prendevo il chicco, ero un po' ringrinzito perché avevo perso un po' di acqua, Ok. ma più che altro toccavo la buccia e si sfaldava. E io ho detto, ma questo è lo stesso concetto della frollatura della carne. Io se prendo interesting. un toro e lo macello e lo mangio l'indomani, molto spesso questa carne è piuttosto dura, ma se la lascio frollare, si dice, Frollare o frullare? o frollire, frollare. No, io Stai chiedendo alla persona sbagliata. no, è perché ho il problema che quando parlo devo costantemente tradurre dal friulano all'italiano, perché la mia madrelingua è il friulano, non Certo, l'italiano. certo. E questa frollatura, la carne dopo 40 giorni, dopo 50 giorni diventa tenera. Sì. E quindi lo stesso concetto di portare alla vinificazione un chicco che aveva avuto la stessa frollatura che aveva avuto la carne. Esatto. Quindi non ho scoperto nulla, ho cercato solo di stare attento e di osservare la natura. Non cerchiamo di sovrastarla, cerchiamo di assecondarla, cerchiamo di parlarci con lei e ti darà e ti dirà delle cose che non credevi che te le potesse dire. Bellissimo. Quando si parla di vitigni internazionali che vengono, io lo metto sempre nel stesso termine che uso per descrivere me stesso, che io mi considero un friulano adottato, no? E Merlot è un autoctono adottato. Secondo te c'è un motivo perché questo, come il Sauvignon per i bianchi, no? O Sauvignonas friulano per i bianchi, che vieni in qualche modo qui così bene? Perché non è l'unico autoctono che lo facciamo qua, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, ma anche nel passato Barbera è stato fatto. Però quelli non hanno la fama di qualità come Merlot. Che cos'è di Friuli che va bene per il Merlot? Dobbiamo essere molto onesti. E io sono nato nei vigneti, sono cresciuto nei vigneti, vivo ancora nei vigneti e forse per i vigneti. Però negli anni 60 o 70 l'imperativo non era produrre qualità, era produrre quantità. E il Merlot, come il Tokaj o il Sauvignonas, che è una varietà generosa sotto questo aspetto. Ok. Perché era più generoso un Merlot che uno schioppettino. Nessuno parlava in quella volta di un pignolo e quindi pian piano si è capito. Ora stai dicendo che, se ho capito bene, Merlot è stato adottato, no? Perché era buono da produrre quantità. Certo. Però dopo, ovviamente, l'abbiamo trovato anche la qualità, perché se tu pensi di Chateau Petrus, che è fatto di Merlot, non è solo un pagadebito come vitigno, è anche un vitigno di nobiltà, di qualità. Senti, noi in questi giorni abbiamo finito le ultime bottiglie di Merlot Romain 2015, ma è stato il più grande vino che avevamo in cantina per 3 anni. Quindi sto parlando dall'analisi da dove è partito, e devo dire che il Merlot
io l'ho presentato per 2 anni questa varietà qui come il miglior vino, il biglietto da visita del mio modo di essere e della nostra cantina. Quindi mettiamo i puntini sulle i. L'uva di Merlot è una grande uva e quando abbiamo la possibilità, ecco, dobbiamo parlare di un'altra cosa, secondo me, parlando del Merlot. Quando ci troviamo di fronte a dei Merlot importanti, io mi auguro, ma noi per primi, che noi dobbiamo avere nelle nostre cantine la cantina della storicità di questi vini. Ossia, arrivare in una cantina e dire: Wayne, adesso ti faccio assaggiare, se vuoi, guarda, ho 500 bottiglie per ogni annata messa via, che puoi anche comprarle, Certo. e ti posso garantire che più andiamo indietro col tempo, se vinificate bene, se l'annata è giusta, e più emozionante è il prodotto. Quindi io spero che fra qualche anno tu possa arrivare anche da noi ed avere una piccola cantina in cui troverai 5-6 annate di Merlot, 4 annate di Schioppettino, 6 annate di Pignolo, 5 annate di Cabernet Sauvignon. Allora abbiamo spessore. Se no, siamo, come li chiamano a Roma, erchiacchera. Capisco. Allora stai dicendo che forse, se capisco bene, che forse Merlot ha un po' di questo doppia personalità, che è un vino, un'uva di grandissima potenzialità qualitativa, però è anche un'uva che si può produrre un vino abbastanza semplice, con pochi problemi, diciamo così. È una vite che ha pochi problemi. Ah, allora la pianta sua, la pianta stessa. Ad esempio, quando noi parliamo degli autoctoni, noi sappiamo benissimo che 3 giorni di pioggia, potrebbero non spostare la qualità in un Merlot, ma 3 giorni di pioggia in un refosco, si prende la vite del refosco, la si scuote e cadono tutti gli acidi per terra. Okay. Quindi se i vitigni si chiamano autoctoni, non adottati come questo, tipo lo Schioppettino per il chicco grosso, il grappolo grosso che ha, il Pignolo per la tannicità che si porta dentro, o il Refosco per la leggerezza della buccia e dell'attacco del chicco nel picciolo, vuol dire che il Merlot ha la qualità di poter superare questi piccoli handicap che certi vitigni autoctoni hanno. E poi quando riusciamo a dargli il tempo al Merlot, molto spesso viene fuori con un profumo di catrame che poi ricorda il catrame chiaramente, o il goudron come chiamano in Francia, ma una cosa eccezionale che la senti a 20 centimetri di distanza e tu, io credo che ti emozioni nel sentire queste cose, perché dici: da dove viene questo vino qua? Ma questo sarà francese, sarà così, sarà... No, magari è fatto in Friuli da un piccolo produttore anche sconosciuto, solo che ha avuto il tempo di vinificarlo bene e di non avere la fretta di proporlo sul mercato. Allora ci vuole anche un po' di pazienza. La pazienza è la cosa fondamentale. Ok. Oltre che, se mi permetti, io uso dire che per fare un grande vino servono sempre 3 cose fondamentali. Serve l'uva, che deve essere sana o botritizzata con un botrytis noble per fare dei passiti, più o meno surmaturata o appassita, quindi 50% l'uva, il 30% la bravura del cantiniere nel sapere interpretare che cosa l'annata gli ha dato, e il 20% è culo, è fortuna. Certo. L'imponderabile. Non siamo i detentori della verità, cerchiamo di sbagliare il meno possibile. Esatto. Molto bello. Se dovevi, io ho ancora 2 domande per te, dopo ti lascio andare. Prima domanda: se tu dovevi descrivere
Merlot come una persona, come si descrive questa persona, questo Merlot, signor Merlot? Mi hai fatto una domanda molto bella. Se io dovessi parlare del Merlot, la parlerei come di un amico sincero che ti piace stare in compagnia. Bello, molto bello. Vedo che sta emozionando anche. E così è un modo di portare, non di umanizzare un prodotto, ma anche il vino si consuma quando stai bene con un amico. E allora è l'amico stesso, no? È l'amico stesso. La bellezza senza età di una persona, uomo o donna, che ti piace passare del tempo con lui. Bellissimo, mi piace tantissimo. Bravo Paolo, grazie. Anch'io mi sto emozionando adesso. Si vede. L'ultima domanda, dopo ti lascio andare. Queste ho copiato un po' da te. Sì, va bene. Allora tu devi descrivermi o devi raccontarmi, e non deve essere la tua, deve essere di qualcun altro, il miglior Merlot che hai mai bevuto, o almeno un Merlot che ti rimane in testa, come tu dici. Devi chiedere i produttori, descrivermi un vino che tu hai lasciato un'impressione. Io voglio sentire un'impressione tua di un Merlot nella tua vita, ma non la tua. Mi fai un'altra domanda molto bella. Io ho alcuni produttori che ho una stima particolare. Una fra questi è Enzo Pontoni. E io ho bevuto il Merlot di Enzo Pontoni tanti anni fa, adesso un po' che magari non lo bevo, e ho immaginato come potesse essere lui. E dopo l'ho incontrato e ho approfondito e l'ho conosciuto, ed era veramente il Merlot che mi aspettavo, ed era Enzo Pontoni che mi aspettavo. Io uso dire a delle persone che vengono in Friuli e mi dicono: ma ci sono dei personaggi che meritano conosciuti in Friuli per la loro originalità? E io gli dico a tutti: guardate che ancora prima di me, che io non sono così importante, mi piace se venite a trovarmi, però quel ragazzo lì, Enzo Pontoni, ogni volta che parla mi sembra che mi levi le parole di bocca. Il contadino vero. E allora questo è il Merlot di Enzo Pontoni. Quello che ti è rimasto. Certo. Bellissimo. Fotografato ce l'ho, non solo bevuto. L'ho fotografato nella mente. Tua memoria. Chiaro. Wow. Chiaro. Che cos'era così bello di questo? Ok, l'hai sentito proprio questo uomo dentro il vino. Era un vino corposo, ma nello stesso tempo elegante, armonico, piacevolmente tannico, e io ho detto: ma questa bottiglia qua, anche se costava cara, perché non è mica che te lo regali, ma questa bottiglia qua io o viene consumata con degli amici veri, se non me la bevo da solo. Bellissimo. Paolo, grazie tantissimo per il tuo tempo. Sei stato bravissimo. Grazie. Attività realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del decreto direttoriale numero 553922 del 28 ottobre 2022.